Iniziamo col primo ospite, i 2 minuti, il nostro opinionista in merito alla sanità, Giovanni Del Ben, medico forense. Vediamo già una foto, bella questa foto. Ecco, allora, tanto ben trovati. La regia vi fa subito vedere l'immagine di una chiesetta che da anni è lì che aspetta di completare il restauro. Se il parroco dicesse che nel 2012 ha avuto un utile di 2 milioni, i parrocchiani penserebbero male di lui per non aver usato bene i soldi disponibili e il vescovo penserebbe ad un altro curato. Ovviamente chi ha voluto capire ha capito. Martedì prossimo la nuova governatrice del Friuli Venezia Giulia esporrà al Consiglio regionale le linee programmatiche per i prossimi 5 anni. La sanità nel suo insieme assorbe la metà del bilancio regionale ed è un affare di 200 euro al mese per abitante. Organizzare la sanità non è facile e sicuramente dire che se le aziende sanitarie chiudono in utile i bilanci del 2012 non vuol proprio dire che tutto vada bene. La prossima immagine che faccio vedere, che ho preparato per questa trasmissione, vi fa vedere quanto siano complessi i problemi da risolvere per garantire il diritto alla salute. Teniamo presente che, seppur importanti, gli euro sono solo uno strumento, non il fine per la salute. Spero che su questi temi le idee siano chiare e schiette e si indichino gli obiettivi da raggiungere e quindi prendere la strada giusta. Solo se si sa e si dice dove si vuole andare, non si finirà da un'altra parte. Proprio se non si indica una meta di riferimento, ci si può sentire come in una rotatoria e trovarsi a girare sempre in tondo. E anche qui, quelli che hanno voluto capire hanno capito. Ovviamente grazie all'amico Giovanni Del Ben, medico forense, il nostro opinionista per quanto riguarda il mondo della sanità.